Big match a Genova con il Ligorna che sfida la capolista Bra nel girone A di Serie D. Se i biancazzurri di mister Pastorino vengono dalla battuta d'arresto contro il Novara Omentin preceduta da 3 vittorie consecutive, i braidesi di mister Nisticò si presentano a Genova forti del primo posto in classifica, un posizionamento frutto di 10 vittorie nelle prime 14 giornate. Nel primo tempo le occasioni sono 2 ed entrambe di marca biancazzurra. Da prima è Murgia a concludere di testa dal cuore dell'area sul pericoloso calcio di punizione dalla destra di Di Stefano, ma la sfera dà solo l'illusione del gol. La seconda occasione accade al 34esimo quando Ribeiro salva il risultato deviando alla sua destra il calcio di punizione dello stesso Di Stefano dal limite dell'area. Le due squadre vanno così a riposo sullo 0-0. La ripresa si apre con le proteste dei ligornini per la rete di testa annullata a grosso dal direttore di gara per una presunta spinta in area. Molto contestata tra i padroni di casa, rivediamo le immagini dell'azione. Al 74esimo si fanno vivi i braidesi avviando una fiammata di 10 minuti che li porterà al vantaggio. Dapprima la conclusione di Gerbino dal limite bloccata da Gentile, poi al 70esimo il palo colto da Aloia che strozza l'urlo dei giallorossi, così come la parata distinto di Gentile sul colpo di testa di Pautassi. Il fantasista però colpisce all'84esimo con la sua discesa dalla sinistra e la conclusione che vale la rete del vantaggio braidese nel big match di Genova. Vediamo le immagini del gol dello 0-1. Il Ligorna avrebbe l'occasione di trovare il pari al primo minuto di recupero per questo calcio di rigore comandato dall'arbitro frutto di un contatto con Lionetti. Rivediamo le immagini dell'azione incriminata. Tuttavia il bomber del Ligorna si fa ipnotizzare da Ribeiro, il quale prima respinge e poi blocca la sfera calciata dall'ariete ligornino. Questa è l'ultima occasione della sfida, gioco partita incontro al Bra.